Quinta corsa di Bologna, un confronto per anziani di categoria F. Sono solo 7 al via. Un match sulla carta tra Alfred e Carosio Light. Con Alfred giocato in discesa di quota, sale invece quella di Carosio Light, uno cavallo molto bravo, regolare e veloce, l'altro passista che ha un po' troppe rotture nell'ultimo periodo. Siamo in partenza all'1 Urbe del Ronco Felice Facci, 2 Balsamo Leone Salvatore Valentino, 3 Alfred Roberto Biagini, 4 Carosio Light Lorenzo Baldi, 5 Stecca Dimar Roberto Faticoni, 6 Zaffiro Trio Francesco Tufano, in seconda fila 7 Vammo Soppi Andrea Vitaliano. Autostart che inizia a raccogliere lungo la curva di sinistra i concorrenti. Rimangono invariate le quote con Alfred alla pari, 2,50, 1,5 per Carosio Light. Autostart che accelera, entra in dirittura. E dall'esterno è velocissimo a Stecca Dimar che cerca di andare al comando, trova l'opposizione per il momento di Urbe del Ronco, passa a Stecca Dimar che imbocca la prima piegata al comando. Urbe del Ronco in seconda posizione a precedere Balsamo Leone, di fuori Alfred, poi Carosio Light. Si completano i primi 200 metri di corsa in 15 con a Stecca Dimar al comando. Carosio Light che risale all'esterno, sempre contratto da Alfred che si frappone fra Stecca Dimar e Carosio Light. I 400 se ne vanno in 29,8, passa Alfred nei confronti di Stecca Dimar, rimane di fuori Carosio Light. Poi in quarta posizione c'è Urbe del Ronco, quindi Balsamo Leone, poi Zaffiro Trio. Si completano i 600 metri in 44,2 con Alfred e Carosio Light che se le danno di santa ragione già davanti alle tribune. A Stecca Dimar lì a contatto, poi Urbe del Ronco, Balsamo Leone, quindi Vammo Soppi e Zaffiro Trio alla retroguardia. 58,3 i siderali 800 metri di corsa con Alfred che si difende al comando e Carosio Light che tira bordate di fuori. A Stecca Dimar a seguirli. Il primo chilometro se ne va in 1,13 spaccato con Alfred e Carosio Light che guadagnano terreno nei confronti di Stecca Dimar, poi Urbe del Ronco, Balsamo Leone e Vammo Soppi. Quando siamo a 450 metri dalla conclusione, Alfred e Carosio Light continuano così con una mezza lunghezza a favore di Alfred che è all'interno, Carosio che all'esterno continua a premere. 14,5 la retta di là, Alfred che si svincola da Carosio Light che prova a ricaricare un po' le pile sulla piegata per tornare in retta. A 200 metri dal palo Alfred fa la piegata in 15 e si mantiene una lunghezza avanti a Carosio che prova a ritornare. Alfred in vantaggio, Carosio che con coraggio prova a riproporsi. Alfred che ha ancora una da gestire, Alfred che si difende, vince fin sul palo da Carosio Light. Al terzo posto Vammo Soppi, 34 a chiudere, 1,13,4 il percorso di Alfred e Roberto Biagini che allena e guida per Massimo Maltagliati che è proprietario del figlio di Ismos FP, ancora una volta impeccabile nella sua carriera, questa volta in testa dopo essere sfilato su Stecca Dimar. Tiene a debita distanza un comunque molto valido Carosio Light che è secondo, terzo correndo ai resti Vammo Soppi.